Smantellata dai carabinieri della Compagnia di Sora, una banda dedita ai furti in abitazione e nelle attività commerciali della Valle di Comino e del Cassinate con l'operazione Poker Dassi. Nella mattinata di venerdì i militari di Sora, con l'ausilio di quelli di Cassino, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti originari di Sant'Elia Fiume Rapido. L'attività di indagine è stata portata avanti dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sora con l'ausilio dei militari delle stazioni di Alvito e San Donato Val di Comino e sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Abbiamo eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti originari di Sant'Elia Fiume Rapido, 3 sono stati già associati in carcere, il quarto è tuttora ricercato. I soggetti avevano organizzato, messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a perpetrare un numero indeterminato di furti sia in abitazioni che in esercizi commerciali nei comuni della Valle di Comino, Casalvieri, Atina, Gallinaro, ma anche Cassino. L'attività è stata disarticolata al termine di una lunga e prolungata indagine che si è protratta dall'inizio del 2019 fino alla fine dell'anno scorso, quando 3 di loro vennero arrestati il 31 di dicembre da parte dei colleghi della stazione di Sant'Elia Fiume Rapido su nostre indicazioni. L'indagine si è protratta per diversi mesi e dopo una certosina acquisizione di indizi e frammenti di informazioni, setacciando tutto il territorio nelle ore e nei giorni successivi ai reati, una volta acquisiti inequivocabili indizi di colpevolezza nei confronti dei 4 soggetti, su parere dell'autorità giudiziaria sono state avviate anche le attività tecniche che hanno permesso di rinvenire gioielli, denaro, attrezzature edili ed agricole che sono state restituite ai legittimi proprietari. La banda, avvalendosi occasionalmente di alcuni complici e fiancheggiatori, aveva costituito un affiatato sodalizio criminale con specifica ripartizione dei compiti, commettendo da diverso tempo una serie indeterminata di furti nel territorio frusinate, con l'aggravante di agire travisati, con violenza sulle cose ed armati di pistola. Noi siamo riusciti a debitargli una decina di furti tra attentati realizzati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma verosimilmente anche negli anni passati questi soggetti si sono macchiati di delitti analoghi.